Ultima parte di X News. Allora, dicevamo prima di andare in pubblicità che ci sono ancora un paio di lettere al governatore Luca Zaia. Allora andiamo a sentire quella di Alice Montagnier, che è una giovane disoccupata, insomma, che spera di potersi realizzare sia nel lavoro che nella famiglia. Sentiamoli. Presidente, sono Alice, neolaureata e purtroppo, come capita per molti giovani, neolaureata fa rima con disoccupata. Speravo di concludere gli studi e di trovare spalancate le porte del mondo del lavoro, invece dopo un breve periodo con contratto a termine mi sono ritrovata a casa. Inizio a chiedermi se questo prezzo sia equo per chi come me si è impegnato al massimo e oggi sogna di potersi mettere a disposizione degli altri. Il senso di smarrimento è forte davanti a un sistema di fatto impenetrabile. La nostra sembra essere una generazione invisibile, appetibile solo a parole, ma a cui nessuno dà ascolto. Così la mancanza di aspettative per il futuro si concretizza nell'impossibilità di avere un presente, e l'impossibilità di avere un presente pregiudica pure il futuro. Penso a chi vorrebbe accendere un mutuo per realizzare il sogno di avere una famiglia. Non riesco a non pensare all'articolo 1 della Carta Costituzionale, che dice l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Il 2010 mi ha visto vittima del precariato, ma cosa dovrò aspettarmi dall'anno che sta per iniziare? La felicità appartiene a chi ha la fortuna di unire mestiere e passione, e io vorrei che un posto di lavoro qualificato in Italia non equivalesse più a una vincita milionaria al Superenalotto. Solo a questa posso paragonare oggi quello che c'era scritto nel volantino della mia università alla voce sbocchi lavorativi. Le auguro buon lavoro e buone feste. Alice. La ragazza, la staggista, mi ha colpito una frase, le dice studi, studi, studi e poi pensi che si spalanchino le porte delle aziende e te li trovi precaria. Io mi sono laureato nel 1993, il 5 ottobre del 93, ho vissuto l'esperienza di questa ragazza e penso che anche lei all'inizio della sua carriera lavorativa abbia vissuto la stessa esperienza, tutti i ragazzi qui. Ho l'impressione che oggi siamo in un momento di estrema difficoltà, che però i problemi siano sempre comunque gli stessi e non condivido l'idea di far passare questo momento che sia particolarmente gravoso per i ragazzi. È gravoso, è importante dal punto di vista di difficoltà, però io dico sempre ai ragazzi, io vedo anche nei curriculum, cioè se tu hai un curriculum intonso, hai solo studiato, cioè non puoi poi pretendere che... Cioè io dico, aspetta, ma tu non hai fatto la babysitter, lavato bicchieri, pulizie, ho lavorato in un campeggio, lavorato in un campeggio, ho raccolto l'uva da vicino di casa, andato a fare la raccolta di me. Cioè voglio ricordare ai ragazzi che queste sono attività che pesano sul curriculum. Lo dice uno che a volte magari si trova a dover assumere. Io non assumo una persona che ha solo studiato, che mi dice io ho questa laurea e voglio fare questo. È impossibile, ma non è mai esistito nella storia del mercato del lavoro che uno si laurea ingegnere e il giorno dopo la laurea fa l'ingegnere. Cioè io ho fatto tutti i lavori possibili e immaginabili, muratore, recinti in campagna, il PR in discoteca, il lavaggio di pelli, ma con una laurea in mano. Certo. E io oggi trovo che molti ragazzi questo non lo accettano. Allora dico, guardate, mi sento di dirlo, noi siamo dalla parte dei giovani, la disoccupazione intellettuale è un grosso problema, però i giovani mi credano, la sfida è riuscire ad adattarsi a tutto, anche a quello che si ritiene porcheria, ma quando si lavora non è mai una porcheria. Lo dico perché comunque accadrà quello che abbiamo visto, che ha visto lei per la sua generazione, io per la mia, i ragazzi, che chi non fa così poi fra 20 anni, 10 anni si troverà sorpassato a destra da qualcun altro coetaneo, perché comunque i vecchi che comandano vanno in pensione, detta in soldoni, è vero, cioè va in pensione il presidente della regione, va in pensione il direttore di una televisione, vanno in pensione tutti e questi saranno posti comunque verranno occupati da giovani. Bene, allora a questo punto stiamo parlando di giovani, ci alziamo